E siamo tornati in diretta dalla Palaberta di Montegrotto Terme. Dopo la finalissima dell'Under 15 maschile, spazio ora alla femminile con l'Under 14. In campo abbiamo le rappresentative di Verona, che l'abbiamo vista protagonista anche nella finale maschile, e le rappresentative di Treviso Belluno. A brevissimo scopriremo i sestetti che verranno schierati in campo dai rispettivi allenatori, ma come da tradizione, per dare inizio a questo match, squadre a centrocampo per il saluto che dà inizio a questo big match. Ricordiamo finalissima primo e secondo posto per quanto riguarda la Equilibrium Cup, trofeo dei territori del Veneto. Un trofeo che mancava a questo pubblico, a questa platea da ben 2 anni, per cui è un graditissimo ritorno, soprattutto in una cornice come quella di Montegrotto Terme, che ha ospitato negli anni una serie di finali di prestigio e che quindi ritorna in auge dopo 2 anni davvero difficili, sia per gli atleti ma anche per tutti i comitati che si sono trovati con una difficoltà nell'organizzare, nel progettare, e che ora stanno pian piano riassaporando un po' di normalità. La finale di oggi assegnerà, come abbiamo già detto, il titolo per quanto riguarda la categoria Under 14 femminile. Le formazioni che vedete in campo oggi, quindi quella di Verona e quella di Treviso Belluno, si sono già affrontate durante il girone unico all'italiana, che di fatto ha visto coinvolte tutte le rappresentative delle varie province del Veneto, che in questi giorni si sono date battaglia nei vari palazzetti che sono stati messi a disposizione dal comitato organizzatore. Andiamo a scoprire le carte per quanto riguarda la formazione Treviso Belluno. Con il numero 2 scende in campo Marta Pirolo. Con il numero 3 Martina De Sordi. Con il numero 4 Bianca Marostica. Con il numero 6 Bianca Bortolotti, con il numero 8 Carlotta Gallonna, con il numero 13 Viola Giordano e con il numero 10 il libero Silvia Torsello. In panchina il primo coach Katia Zanetti e il secondo allenatore Jacopo Deon e Serena Zamberlan. Andiamo ora a scoprire il sestetto schierato in campo dalla rappresentativa di Verona. Con il numero 1 Aurora Sanna, con il numero 4 Gaia Bissolo, con il numero 5 Martina Turra, con il numero 6 Virginia Sella, con il numero 9 Greta Schiavo. A difendere la seconda linea è il libero numero 14 Chiara Balduini. Primo coach Simone Pollini, secondo allenatore Chiara Garbin. Tutto è pronto per dare inizio a questa finalissima primo e secondo posto per quanto riguarda l'Under 14 femminile. Come sentite, il pubblico della Palaberta è molto caloroso, molto presente, molto vicino alle proprie beniamine in questo big match.
alla destra dei vostri teleschermi la formazione veronese diretta da Simone Pollini, alla sinistra invece la formazione diretta da Katia Zanetti, ovvero la rappresentativa Treviso Belluno. Fischio d'inizio. Aurora Sanna piazza a terra, aiutata dal nastro, il primo ace della partita. 1-0 Verona, un pizzico di fortuna che non guasta mai. Ancora Aurora Sanna dai 9 metri. Riceve Treviso Belluno, l'appoggio per l'attacco da posto 4. Ottimo lavoro in difesa delle veronesi che vanno ad attaccare con Martina Turra. Si torna sui 9 metri con il servizio delle veronesi che trovano un altro ace. Ricezione lunga delle trevigiane bellunesi che rimangono praticamente in piedi davanti alla palla corta delle veronesi che si portano sul 3-0. Risponde Treviso Belluno e lo fa giocando bene sulle mani del muro avversario. L'apertura da gioco per l'attacco delle veronesi, ora impegnate a rete. L'appoggio per l'attacco ancora per le trevigiane bellunesi che scelgono la parallela. Tocca ora a Verona a fare la voce grossa, ma c'è questo errore in fase d'appoggio di Virginia Sella che regala il primo punto alla formazione avversaria. Treviso Belluno al servizio, cerca la palla lunga. Riesce come può Verona a ricostruire questa azione. Contrattacco Treviso Belluno, ancora da passo 4. Buon il lavoro in difesa delle veronesi. Aveva forse la possibilità di giocarla e amministrare meglio il colpo Verona, ma pecca un po' di abbondanza e regala un punto alla formazione avversaria. Buono il lavoro dai 9 metri delle trevigiane bellunesi, palla staccata da rete, questa volta chiude troppo il colpo Chiara Farnea. Chiara Farnea che, mi dovranno scusare i telespettatori, non mi era stata segnalata nel roster d'inizio, ma una delle pedine chiave del sestetto schierato in campo da Verona. Ricezione abbondante, non riesce a ricostruire il gioco Verona. Nuovo punto che vale il sorpasso per Treviso Belluno. Tiene in ricezione Verona. L'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, questa volta attacco vincente della numero 12 Chiara Farnea. Al servizio ora Martina Turra. (4-4) il punteggio in questo primo set. Pecca di abbondanza al servizio la formazione veronese che regala così il punto del sorpasso alle trevigiane bellunesi che rispondono ora con Martina De Sordi. Ricezione non pulitissima per quanto riguarda la formazione veronese. Palla nella metà campo trevigiana bellunese. Ottimo lavoro in difesa di Verona. Aggiusta come può
e in questa occasione Treviso Belluno non riesce a tenere in piedi l'azione. Ottimo il lavoro in difesa delle giallo-blu. Il punteggio, Verona al servizio. Ancora qualche problemino in ricezione per la formazione diretta da Katia Zanetti. Gioca la palla dal centro Verona, un'azione non pulitissima ma efficace. Ancora le giallo-blu dai 9 metri. Treviso Belluno apre il gioco per l'attacco da posto 4, ma c'è l'ottimo lavoro a muro delle veronesi. Buona la lettura di Greta Schiavo. Verona si riporta sulla +2, 7-5 il parziale. Treviso Belluno chiama l'attacco da posto 2. C'è l'ottimo lavoro a rete delle veronesi, ancora con Greta Schiavo. Verona si porta sul +3. Qualche perplessità di troppo tra le giocatrici trevigiane e bellunesi. Pasticcia anche Verona e il punto va alla formazione diretta da Katia Zanetti. 8-6 il parziale in questo primo set. Ricordiamo in palio il titolo per quanto riguarda l'Under 14 femminile di questo trofeo dei territori a Equilibrium Cup. Non forza Verona, risponde Treviso Belluno. Ancora un buon lavoro in difesa delle giallo-blu. Ricostruisce il gioco la formazione trevigiana bellunese, ancora un ottimo lavoro in difesa. E arriva la risposta vincente di Verona con Gaia Bissolo. Si gioca molto sull'equilibrio questo primo set. Battuta al salto che però si ferma nella metacampo veronese. 9-7. Viola Giordano al servizio per la rappresentativa Treviso Belluno. Errore anche per la formazione diretta da Katia Zanetti. Punto Verona che torna sui 9 metri con Gaia Bissolo. 10-7 il parziale. E arriva l'Ace, laddove le atlete trevigiane e bellunesi sono convinte che la palla sia out, in realtà è pienamente in. E arriva anche il time out chiesto dalla formazione trevigiana bellunese. Dicevamo, rispetto all'avvio del match precedente, ovvero quello che ha visto confrontarsi per l'assegnazione della vittoria del trofeo dei territori in campo maschile, quindi dell'Under 15 maschile, dove Vicenza è partita subito forte, in campo femminile abbiamo visto un grandissimo equilibrio tra le due formazioni sin dai primi scambi. Adesso vediamo Verona condurre avanti di 4 lunghezze dopo un avvio di set non pulitissimo. Di contro però Treviso Belluno è agganciata pallone su pallone, per cui, come dicevamo, profondo equilibrio tra le due formazioni che tornano ora in campo dopo il break.
e lo fanno con il servizio delle veronesi. Palla staccata da rete, l'appoggio per l'attacco staccato da rete delle trevigiane bellunesi, risponde Verona, pasticcia un po' in fase difensiva Treviso Belluno, regalando così un altro punticino alle veronesi che si portano ora sulla 12-7. Forza al servizio Verona, buono il lavoro in ricezione in fase di contrattacco per Treviso Belluno che va a segno con il primo tempo di Bianca Bortolotti. 12-8 il parziale. Questa volta la palla esce dal perimetro di gioco, punto Verona che guadagna un'altra lunghezza di vantaggio, 13-8 il parziale. Greta Schiavo al servizio per la formazione veronese. Tiene in ricezione Treviso Belluno che apre il gioco per l'attacco da posto 4, ottimo il lavoro in difesa, la ricostruzione del gioco delle veronesi che attaccano ora da posto 4, aggiusta come può Treviso Belluno, risponde Verona e lo fa con questo attacco dal centro, palla ancora in gioco, tocca Treviso Belluno ma c'è l'ottima risposta delle veronesi, palla ancora nella metà campo giallo-blu, si cerca la palletta corta, ottimo lavoro fase offensiva delle veronesi. Gioca di intelligenza Martina Turra e piazza a terra la palla della 14-8. Al servizio Greta Schiavo. Tiene in ricezione Treviso Belluno, di prima intenzione il palleggiatore. Risponde Verona. Viene però fischiata un'invasione a rete se non erro. Esatto. Punto Verona. Verona al servizio con Greta Schiavo. 15-8 il parziale in questo primo set. Tiene in ricezione Treviso Belluno. Ottimo lavoro in fase di ricostruzione del gioco dalle giallo-blu. Gran lavoro di autocopertura delle veronesi che hanno la possibilità ora di chiudere il colpo ma non lo fanno. Palla ancora in gioco, l'appoggio di Treviso Belluno. Tocca ora a Verona ricostruire, provare l'attacco dal centro. Peccato per questa difesa delle trevigiane bellunesi. Si sono trovate in due sullo stesso pallone, di fatto annullando la possibilità di tenere in piedi la palla. 16-8, massimo vantaggio per la formazione diretta da Simone Pollini. 16-8 il parziale. Forza il colpo in attacco Greta Schiavo, ma la palla è out. C'è un cambio nelle fila di Treviso Belluno, sta per fare il suo ingresso Mara Gobbo. Cambio che viene chiesto proprio al servizio. Tiene in ricezione un po' allungata Verona e c'è l'ottima parallela, prova un varco a muro Martina Turra, spiazzando letteralmente la difesa avversaria. 17-9. Verona al servizio e arriva l'Ace che porta la firma di Aurora Sanna. C'è il time out
chiesto da Treviso Belluno, quando ora la formazione veronese si è portata sulla +9, 18-9. Sicuramente Verona sta alzando un po' il tiro in questo momento, sta spingendo di più in attacco e di contro Treviso sta facendo fatica ad arginare l'aggressività delle veronesi. Vediamo coach Pollini parlare con le sue, coadiuvato dalla seconda allenatrice Chiara Garbin. Squadre pronte a rientrare in campo dopo questo mini break. Verona al servizio, tiene in ricezione Treviso Belluno, l'appoggio in bagher della regista trevigiana bellunese, c'è l'ottimo lavoro a rete della formazione giallo-blu. 19-9, +10. Palla abbondante, ne approfitta Verona. Un altro calcio di rigore senza portiere di Chiara Farnea. C'è un cambio nelle fila di Treviso Belluno. In campo Gaia Scottà. Ovviamente Katia Zanetti sta cercando di mescolare un po' le carte in tavola per ritrovare un po' di equilibrio nel proprio gioco. Non pulitissima questa azione, palla nella metà campo di Treviso Belluno e c'è ancora una volta l'ottimo lavoro a muro della formazione veronese che si porta sulla 21-9. Buon lavoro in ricezione delle trevigiane bellunesi che attaccano ora da posto 4, c'è però l'altrettanto buon lavoro in difesa delle veronesi. Questa volta buona la lettura a muro di Treviso Belluno, ma non c'è nessuno che aiuta i due atlete a muro. Palla che cade a terra, 22-9 il parziale. Ancora Verona al servizio. Ricezione un po' abbondante, ci prova la regista Bianca Marostica, ma c'è il buon lavoro a muro delle veronesi che si portano presto sulla 23-9. Attenzione perché siamo nelle fasi caldissime di set. Apertura del gioco per l'attacco da posto 4, ma non si intendono molto le giocatrici trevigiane bellunesi. Ne approfitta Verona, l'appoggio di Treviso Belluno, costruisce il gioco ora Verona e lo fa ancora una volta con Martina Turra. 24-9. Set point per la formazione veronese. Tiene in ricezione Treviso Belluno, ha la possibilità di contrattaccare, lo fa egregiamente. Questo colpo ben amministrato di Gaia Scottà che annulla la prima occasione delle veronesi di chiudere qui il set. 24-10 al servizio la regista della formazione di Treviso Belluno, Bianca Marostica. Buona la ricezione delle veronesi che vanno ora in attacco con Chiara Farnea che mette a terra la palla del 25-10. Verona chiude qui il primo set mettendo una pesante ipoteca sul match. Noi al solito ci fermiamo pochi istanti e ci ritroviamo con l'avvio del secondo set.
rientrare in campo dopo la vittoria nel primo set della formazione veronese. Stiamo per assistere all'avvio di questo secondo set che potrebbe essere il decisivo per la formazione diretta da Simone Pollini. Abbiamo visto una formazione altrettanto coriacea, quella diretta da Katia Zanetti, che nonostante l'ottimo gioco espresso dalle giallo-blu ha saputo mettere i bastoni tra le ruote alla formazione avversaria. Ricordiamo, in palio c'è ovviamente il primo posto del trofeo dei Territoria Equilibrium Cup per quanto riguarda la categoria Under 14 femminile. Un trofeo che abbiamo ribadito più volte, mancava da 2 anni in questi palasport. Secondo set che si apre con le trevigiane al servizio, trevigiane bellunesi, che peccano in battuta, regalando così il primo punto alla formazione veronese. Aurora Sanna al servizio, tiene in ricezione Treviso Belluno, l'attacco impreciso della nuova entrata, un nome difficilissimo per me da pronunciare, ci provo, Solufechu Onzuema, e arriva l'ace di Aurora Sanna. È sicuramente una giocatrice dotata di un ottimo servizio, l'abbiamo visto anche nel set precedente. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'apertura del gioco per l'attacco di Martina De Sordi. Dalla seconda linea Treviso Belluno, il lavoro in difesa e la ricostruzione del gioco di Verona. Palla che esce dal perimetro di gioco, punto Verona che si porta presso sul 4-0. Ancora Aurora Sanna dai 9 metri. E arriva l'ace. C'è il time out chiesto dalla panchina di Treviso Belluno, ovviamente parziale pesante, 5-0 con un Verona che sta facendo la differenza anche dai 9 metri. Ovviamente non è facile riaprire la partita se non si lavora dalla ricezione. Vediamo la coach Katia Zanetti. Parlare con le sue atlete. Squadre che rientrano in campo dopo questo mini break. Ancora Aurora Sanna al servizio. Quindi in ricezione Treviso Belluno, l'appoggio, ricostruzione del gioco da parte di Verona, a tutto braccio, senza paura, Chiara Farnea. Ancora Aurora Sanna dai 9 metri, 6-0 il parziale in questo secondo set. Ricezione imprecisa di Treviso Belluno che aggiusta come può. Palla nella metacampo veronese. La chiamata per il primo tempo che porta la firma di Virginia Sella. Ancora Aurora Sanna.
ricezione, ricostruzione del gioco da parte di Treviso Belluno, che gioca sulle mani del muro avversario. L'appoggio impreciso. E qui la palla che cade con le atlete che si guardano, non capendo bene chi si prende la responsabilità di 8-0, parziale pesante ora. Ancora Aurora Sanna dai 9 metri. Tiene in ricezione Treviso Belluno, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 2 questa volta. Ottimo lavoro in difesa. Attacca Verona. Risponde Treviso Belluno. Lo fa con questa palletta spinta. Ottima diagonale. E ora c'è anche un'infrazione a rete che non aiuta. Peccato perché in questa azione Treviso Belluno era riuscita un po' a trovare una chiave di volta. Ora viene chiesto anche un cambio del libero. 9-0 il parziale in questo secondo set. Errore al servizio per Aurora Sanna dopo un filotto interminabile in battuta. Primo punto Treviso Belluno, che risponde con Martina De Sordi. Cerca la linea di fondo, ma la palla esce di pochissimo dal perimetro di gioco. 10-1. Martina Turra al servizio. Purtroppo per Treviso Belluno si riesce a tenere in piedi questa ricezione. C'è il Lace di Verona che si porta sull'11-1 e c'è un nuovo time out chiesto dalla formazione diretta da Katia Zanetti. Dicevamo un momento un po' delicato per la formazione trevigiana bellunese. Sembrano bloccate di fronte ad un Verona che invece gli viene semplice ogni azione. Nulla però è ancora deciso, nonostante il parziale pesante. 10 le lunghezze di vantaggio per le ragazze dirette da coach Simone Pollini. Squadre che rientrano in campo. Al servizio Martina Turra. Tiene in ricezione Treviso Belluno, contrattacca da posto 4, risponde però Verona con un attacco pungente che arriva sempre da posto 4 e questa volta porta la firma di Gaia Bissolo. 12-1. Martina Turra al servizio. Quindi in ricezione Treviso Belluno, l'attacco da posto 2. Costruisce il gioco Verona, palla un po' abbondante, però viene fischiata un'invasione a rete. Ancora prima che la palla tocchi terra. 12-2 il parziale. Ancora Verona che conduce in questo secondo set. Tiene in ricezione Verona. Sbagliano il tempo tra palleggiatore e attaccante. Palla ancora nella metà campo veronese con l'appoggio in bagger. Ora Treviso Belluno può fare la voce grossa e lo fa con quest'ottima palla. Bravissima anche la palleggiatrice che è riuscita a smarcare la propria attaccante, che praticamente ha attaccato senza muro. 12-3 il parziale. Palla che esce dal perimetro di gioco, punto Verona che si riporta sul più 10. 13-3.
ricezione con palla staccata da rete, aggiusta come può Treviso Belluno. Ora tocca a Verona ricostruire. Ottimo lavoro in difesa di Treviso Belluno, che però non ne approfitta. Chiamato in causa l'attacco da posto 2, che porta la firma di Chiara Farnea. 14-3 il parziale in questo secondo set. Qualche problemino in ricezione per Treviso Belluno, che aggiusta come può e ora spreca questa opportunità con un appoggio abbondante che esce dal perimetro di gioco. 15-3 il parziale. Allunga il passo Verona. E arriva l'Ace. Ace che porta la firma di Virginia Sella, che torna ora sui 9 metri. Spinge ancora al servizio. Contrattacco Treviso Belluno con l'ottimo lavoro da posto 2 di Onuzuma, che va ora al servizio. (16-4) il parziale di gioco in questo secondo set. Palla out, nuovo punto Verona, che si porta ora sul 17-4. Battuta al salto, buon lavoro in ricezione seppur con palla staccata da rete di Treviso Belluno. Palla nella metà campo veronese, che risponde con questo ottimo lavoro in attacco, giocando bene sulle mani del muro avversario. Punto che porta la firma di Gaia Bissolo. 18-4 al servizio ora Chiara Farnea. Battuta al salto, la palla è out. (18-5) il parziale. Palla nella metà campo trevigiana bellunese. Buon lavoro in ricezione di Verona. Apre il gioco ora per l'attacco in posto 4, che finalizza alla perfezione con Gaia Bissolo. 19-5 il parziale. C'è l'Ace appena sfiorato sulle braccia del libero trevigiano bellunese. 25-15 i punti di vantaggio per le veronesi. Il servizio di Gaia Bissolo, che vale il 6° punto per Treviso Belluno, che risponde ora con Bianca Bortolotti dai 9 metri. Errore in battuta per la formazione diretta da Katia Zanetti. 21° punto Verona. Greta Schiavo, c'è un cambio nelle fila di Verona? Viene chiesta formazione, non riusciamo a vedere dalla nostra postazione.
No, viene chiesta formazione per sincerarsi su chi è in battuta. Greta Schiavo al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno. Ottimo lavoro a rete di Verona. Risponde ancora una volta Treviso Belluno, lo fa con questa ottima palla dalla seconda linea. Settimo punto. Per Treviso Belluno, ora al servizio. Tiene Verona in ricezione. Palla nella metà campo di Treviso Belluno, che risponde ora con questo attacco da posto 4. Non riesce nell'impresa di tenere in piedi l'azione. 22esimo punto Verona. Cambio nelle fila di Verona, in campo Margherita Scattolini. Chiamata a sostituire Martina Turra. (22-7) il parziale. Errore in battuta. Per Verona, che regala l'8º punto alla formazione di Treviso Belluno. Ricezione Verona, seppur con palla staccata da rete. L'attacco da posto 4 che porta la firma di Chiara Farnea. 23esimo punto Verona. Margherita Scattolini al servizio. Tiene in ricezione Treviso Belluno, seppur con qualche difficoltà. L'appoggio per il palleggiatore che apre il gioco per l'attacco da posto 4. C'è però l'ottimo lavoro a muro di Treviso Belluno. 23-9. Tiene in ricezione Verona, ricostruisce il gioco, pecca un po' di abbondanza in attacco. 10° punto Treviso Belluno, 23-10 il parziale. Treviso Belluno al servizio, ottimo lavoro in ricezione di Verona. Risponde con una diagonale ficcante da posto 4, buono il lavoro a rete delle veronesi. Palla dalla seconda linea per Treviso Belluno, risponde Verona e lo fa con questa diagonale con palla ancora nella metà campo di Treviso Belluno. Ora tocca alle giallo-blu mettere la palla a terra e lo fanno egregiamente con Gaia Bissolo. Virginia Sella al servizio, potrebbe essere la palla decisiva. 24-10 per Verona in questo secondo set. Ricordiamo Verona che già è avanti 1-0. Spreca l'opportunità Verona. Punto Treviso Belluno. 24-11 il parziale. Tiene in ricezione Verona, all'apertura del gioco per l'attacco da posto 3. Buono il lavoro in difesa di Treviso Belluno, che può però solo appoggiare. Costruisce il gioco Verona e va a segno
con Chiara Farnea che piazza a terra la palla del 25-11 che vale la vittoria per le veronesi che si impongono in questa finalissima primo-secondo posto. Un applauso quindi alla formazione diretta da Simone Pollini e Chiara Garbin. Un applauso va indubbiamente anche alle seconde classificate di questo trofeo dei territori, ovvero la formazione Treviso Belluno. È stato sicuramente un grandissimo spettacolo. Non credo che ci raggiunga qualche dirigente o addetto ai lavori alla nostra postazione, altrimenti avremmo già intercettato il presidente della FIPAV Veneto, super impegnato in questa manifestazione in cui tutto il comitato regionale ovviamente ha messo del suo per la buona riuscita di questo evento. Ovviamente un plauso va agli organizzatori, alle atlete, ai dirigenti, allo staff che hanno preso parte a questa bellissima manifestazione, ma sicuramente un plauso va anche alla bellissima cornice di pubblico che abbiamo visto presente oggi qui alla Palaberta di Montegrotto Terme, ma che è stata presente in tutti i giorni di gara. Per cui non mi resta che salutarvi e mi auguro di potervi ritrovare qui nuovamente il prossimo anno.